Cari telespettatori, ben ritornati, buona serata a voi, grazie anche ai nostri ospiti di essere presenti. A questo punto ve li presento subito e poi andiamo al tema odierno, un tema che è stato suggerito da voi, dalle vostre mail e dai vostri messaggi, e allora accontentiamovi. Con noi in studio abbiamo il piacere di avere Alessio Morosin, presidente di Indipendenza Veneta, grazie di essere candidato presidente. Donatello comunque presidente di Indipendenza Veneta, no, non ci sono presidenti, un candidato per Indipendenza Veneta. Correggiamo subito. Donatello Cecchinato, Indipendenza Veneta, grazie anche a lei. Cesare Busetto, Indipendenza Veneta. Buongiorno. Matteo Visionà Dalla Pozza, Sanca Veneta, ci spiegherà poi di che cosa si tratta, se non tutti sono a conoscenza. Diego Moscheni, console onorario Bosnia e Erzegovina per le Tre Venezie, per l'Italia giustamente diceva, perché è l'unico che rappresenta questa realtà in questo momento. Matteo Montagnier, vice segretario regionale dei giovani del PD. Grazie, buonasera. Anche a lei. Roberto Marcato, presidente del Consiglio Comunale di Padova, Lega Nord. Grazie, buonasera. Gianangelo Bellati, candidato sindaco di Venezia, questa volta in questa vece, e poi il nostro pubblico, imprenditori, liberi professionisti, eccetera, simpatizzanti. Allora, sono arrivate tante mail anche quando abbiamo avuto partecipazioni varie. Sostanzialmente i cittadini lamentano sempre le solite problematiche, vuoi per la realtà regionale, per il nostro paese. Anche oggi abbiamo avuto l'opportunità di vedere per la città di Venezia, poi dopo la dipartita di Bellati sono arrivati tanti di quei messaggi di rammarico, i problemi che non vengono risolti, le tasse che rendono pesante qualsiasi cosa, dagli imprenditori che comunque non riescono a far fronte alle varie situazioni e quindi guardano altre destinazioni, ai cittadini che rinunciano a costruirsi un futuro. Insomma, tanti irrisolti, promesse che però non trovano soluzione. E allora ci sono coloro che si candidano, si propongono, danno delle possibili alternative, delle soluzioni. Da un lato abbiamo Indipendenza Veneta, può essere una soluzione, e i cittadini chiedono: ma questi problemi che sono sempre gli stessi, a tutti noi noti, dalla tassazione in primis, l'ho messa come in ordine di grandezza perché il problema a casa ci è stato messo all'ordine del giorno per primo come problematica emergente, a tante altre questioni, quelle del lavoro e poi la sicurezza e gli immigrati, perché anche gli immigrati stanno diventando di nuovo periodicamente un'altra emergenza. Come vengono risolti? Dagli esponenti dei vari partiti politici, quindi abbiamo giovani del PD, giovani che quindi dovrebbero essere il futuro, la Lega come vede il punto di vista, chi invece rappresenta anche una realtà internazionale, chi si propone per una città grande, metropolitana come Venezia, e poi gli indipendentisti che avete tutti quanti voi sentito, ma si devono cimentare in un confronto con altri modi di vedere. Detto questo, vedremo quali soluzioni prospettabili ai grandi dilemmi del nostro Paese e anche della nostra regione. Incominciamo con uno dei primi, ci avete sollecitato voi, è stato scelto tra priorità, e quindi la tassazione, gli immobili, la casa è un'emergenza. Vediamo il primo contributo come spunto. Cosa ha causato questo crollo sul prezzo delle case? Ce lo spiega Massimo Blasoni, presidente del Centro Studi Impresa Lavoro. Sono raddoppiate le tasse sul mattone. È suo lo studio che è stato pubblicato in copertina dal settimanale Panorama e che mostra come e quanto i governi negli ultimi anni abbiano sfruttato il bene più prezioso degli italiani, la prima casa. Renzi qualche piccola bugia, se mi consentite, la dice quando dice che non aumentano le tasse nel nostro paese. L'Italia ha incrementato del 107,4% le imposte tra il 2011 e il 2013, da 30 a 50 miliardi. Quella che è aumentata in maniera esponenziale è l'IMU, che al posto dell'ICI ha raddoppiato il suo valore. Era 9 miliardi e 2 nel 2010 e è diventata 19 miliardi e 3 nel 2014. Il grande aumento nel 2012 sotto il governo Monti, che ha quasi triplicato il valore dell'IMU fino a far incassare allo Stato ben 23 miliardi e 800 milioni di euro. Gettito che Renzi ha ridotto a 19 miliardi e 300 milioni, ma con una sorpresa. Però lo vedete, è arrivata la Tasi per 4 miliardi e 6. In totale quindi, sommando il valore dell'IMU più quello della Tasi, scopriamo che Renzi non ha abbassato le tasse, ma le ha aumentate, facendo raggiungere il record storico di tasse sulla casa per un importo totale di 50 miliardi e 100 milioni di euro. C'è l'IRPEF, c'è l'IRES, c'è la Tari che ha avuto acronimi diversi nel tempo, Tare, Star, Sutia, c'è l'IVA, l'imposta di registro di bollo, ipotecaria e catastale, successione e donazioni, registro bollo su locazioni, cedolare secca.
Una tragedia. Allora, no, lo diciamo ridendo, però in realtà questo è uno spunto di un servizio, poi tante osservazioni venivano dicendo ma come facciamo a comprare una casa, come persone anche giovani tra l'altro, diciamo che prospettive ho, un lavoro che è a step, a singhiozzo, quali opportunità ci possono essere? Questa è la prima problematica che affrontiamo insieme, quindi in un giro di punti di vista diversi. Incomincerei con lei che si candida Presidente di una regione che questi problemi in passato non li aveva, poi sentiremo i diversi punti di vista. Ma il primo rilievo da fare è il fatto che c'è un legislatore disordinato che dimostra di non avere mai un disegno anche in materia di prelievo fiscale. Si va sempre un po' all'improvvisazione, all'emergenza, violando costantemente con ogni intervento normativo quelli che sono anche i principi di rilevanza costituzionale, primo tra tutti quello della capacità contributiva. Io penso a quegli anziani che con fatica, rinunciando alle ferie, rinunciando a vivere talvolta, si sono costruiti la casa e poi sono bastonati perché magari avevano anche una casa grande secondo la cultura veneta. E non riescono a venderla, non riescono a venderla. Ma non riescono a vendere, non riescono neanche a pagare le tasse sulla casa. Lei pensi che ci sono persone nel nostro Veneto che hanno costruito la casa anche con una visione che è la nostra cultura, intanto era una necessità, perché da noi la casa era un motivo di sicurezza, un motivo di tranquillità, poi fai una stanza in più perché se c'è un altro figlio, una volta c'erano anche le famiglie numerose, e ci sono questi anziani che non riescono a far fronte. Un legislatore che è impazzito, che colpisce con facilità laddove il cittadino non può sfuggire, e quindi la casa, i depositi, non dimentichiamo che in varie forme sui depositi, quindi il bene patrimoniale in sé. E poi teniamo conto che vi è una serie di altre norme che costantemente si aggiungono, per non citare quella del prelievo con le accise sui carburanti, perché nel nostro territorio il mezzo pubblico è un mezzo residuale come strumento di locomozione e di trasporto, e quindi la macchina, l'autovettura, che vada a gasolio o che vada a benzina, è lo strumento, e là si colpisce ancora una volta violando la Costituzione, non c'è nessun rispetto della capacità contributiva, non c'è nessuna correlazione col servizio. Ecco, questa è una cosa importante da dire anche ai nostri telespettatori. In uno Stato serio, democratico, moderno, ogni tassazione dovrebbe corrispondere a un servizio, cioè io pago 10 se quello che mi dà lo Stato è equivalente a 10. Da noi invece abbiamo una realtà che sfugge totalmente a questo criterio. Nel caso Veneto poi la questione del residuo fiscale, cioè il di più che si paga rispetto ai pessimi servizi, è addirittura intollerabile. Neanche stati colonizzati vivevano una condizione come la nostra. Non lo dico io che non sono un economista, ma i dati non sfuggono a nessuno. Ci sono studiosi di livello, di rango internazionale che hanno approfondito questo tema e rimanevano increduli di fronte alla considerazione. Lei pensi che noi abbiamo un residuo fiscale che intorno ai 20 miliardi, variamente, talvolta ha raggiunto i 21, qualcuno 19,5, ma non ha importanza, intorno a 20 miliardi di euro, 20.000 milioni di euro all'anno, pensi? Perché ci dimentichiamo, i miliardi sono una cosa lontana, un po' stellare, i milioni si capiscono meglio. 20.000 milioni di euro all'anno è residuo fiscale. Lei consideri che la ricca Baviera ha di residuo fiscale al massimo 3 miliardi e mezzo, 4, ed è il doppio del Veneto in termini anche di popolazione, e in più su quella somma, che è una forma, un importo di solidarietà verso le altre aree del territorio tedesco meno fortunate, hanno anche la clausola di verifica, cioè se lo Stato non li ha spesi come dovrebbe spenderli in osservanza dei principi costituzionali con uno Stato federale, se li possono riportare indietro. È una cosa intollerabile per dopo noi. vediamo anche le soluzioni, perché voglio partire dall'analisi. Visto che lei ha fatto l'analisi, facciamo l'analisi da altri punti di vista. Gianangelo Bellati, lei poi con i numeri c'è anche una certa dimestichezza, e poi queste sono tassazioni che vanno anche in capo naturalmente il Comune, lo sa bene lei, lo sa bene anche il Presidente Marcato, e quindi sono questioni da risolvere. Sì. Allora, i dati che ha citato il candidato al governo della regione del Veneto Morosina sono giusti. Vorrei solo aggiungere che quei 20 miliardi corrispondono ad un terzo, poco meno di un terzo, di tasse che i cittadini veneti pagano allo Stato. Quindi vuol dire che il residuo fiscale, cioè questa parte di tasse che esce dal territorio e che non viene spesa sul territorio, è una fetta enorme che non ha pari in nessun
paese del mondo. E diceva giustamente la Baviera, i bavaresi, io vado spesso in Germania e partecipo a un gruppo di lavoro con loro, abbiamo di recente avuto a Venezia il presidente Weidmann della Bundesbank, che sembra essere un corvo, un personaggio cattivo che vuole distruggere tutto ciò che non è Germania. Invece lui diceva che appunto la cosa a cui loro puntano soprattutto è la responsabilità, quindi il federalismo come lo declinano loro. Non dimentichiamoci che le regioni tedesche sono in realtà degli stati, sono degli stati che poi sono federati tra di loro. Quindi che cosa avviene lì? Che c'è una responsabilità, cioè il cittadino bavarese sa che paga un tot di tasse e sa che una parte di quelle tasse esce fuori per solidarietà, ma è un 7-8%, non un 35%. Quindi cosa vuol dire? Che alla fine gli strumenti prodotti dal cittadino, le tasse generate, restano sul territorio e permettono a quel territorio di diventare sempre più ricco. Da noi invece è un suicidio. Noi i soldi li tiriamo via dai territori che producono, facciamo aumentare le tasse nei territori che producono, mettiamo in ginocchio le imprese e il risultato è quello che noi vediamo oggi, soprattutto da quando abbiamo i governi tecnici, che poi sono tecnici per modo di dire, perché ovviamente sono sostenuti da partiti. Noi rappresentiamo a Venezia liste civiche e per questo gridiamo forte la nostra rabbia contro quello che sta avvenendo. Questi partiti quindi hanno fatto in maniera tale che ci sia questo, chiamiamolo, suicidio economico, perché tu, portando via risorse sistematicamente a regioni che producono, condanni alla morte in molte imprese o comunque alla riduzione dei fatturati, alla riduzione di ricchezza, alla riduzione di servizi, e crei rabbia nelle persone, per cui noi che ci aspettavamo da anni e anni e anni di avere una maggiore autonomia, ma nulla di eclatante, si aspettava di fare come altre regioni a statuto speciale, ci troviamo oggi che siamo invece in un sistema sempre più centralista, sempre più deresponsabilizzato, e difatti nell'ambito di Venezia, del Comune di Venezia, io sono candidato da un gruppo di liste civiche, Coesione Popolare, quella che rappresento, ma abbiamo anche, siamo felici di avere per sostenere la libertà di referendum Indipendenza Veneta, come per sostenere la libertà di referendum chi vuole i due comuni di Venezia e Mestre. Poi abbiamo altre liste civiche ancora, c'è anche la Lega Nord per i principi di federalismo e sussidiarietà che noi vogliamo determinati portare avanti, portando di nuovo la palla al cittadino, non a istituzioni lontane che ci portano via tutto quello che creiamo, perché sennò il sistema si suicida. Non lo facciamo contro nessuno, noi lo stiamo facendo per aiutare il Paese a rinascere. Chiarissimo. Marcato, per quel che riguarda la città di Padova in modo particolare, state cercando di limare le cose, però poi se lo Stato centrale dice che diminuisce le tasse, ma la responsabilità cade in capo ai comuni, i comuni in qualche modo devono fare i conti. Se magari Padova, facciamo l'esempio, ci riesce, adesso non ho i conteggi alla mano, leggo le notizie come tutti quanti, però altri comuni non ce la fanno perché sono più piccoli, è un gatto che si morde la coda. Alla fine chi tira fuori i soldi, abbiamo visto anche questi conti che sono stati presentati, è sempre il cittadino, l'imprenditore, sì, quel che si voglia, insomma. Allora, intanto dobbiamo chiarire alcuni aspetti. Al di là delle dichiarazioni fatte via Twitter di Renzi, la pressione fiscale è aumentata. Ma non solo via Twitter, proprio fatte dichiarazioni rispetto ufficiali. al 2014, questi sono dati Istat che nessuno può contestare. Le do solo alcuni dati sulla città di Padova. Il comune di Padova versa di IRPEF 880 milioni l'anno a Roma e riceve come trasferimento da Roma a Padova nel 2014 14 milioni di euro, nel 2015 6 milioni di euro. Questo è drammatico, ma c'è poi la parte invece che diventa ridicola. Nel dramma c'è la parte che diventa ridicola, perché i cittadini padovani pagano 140 milioni di IMU, parlava prima Morosin di case, no, di tassazione della casa. E la cosa che è straordinaria, e qui viene un moto d'animo di rabbia, no, 40 milioni di questa IMU sono fondo di solidarietà, cioè sono soldi che noi dobbiamo dare a Roma per ridistribuire in tutto il paese come fondo di solidarietà. Allora uno dice, vabbè, insomma, do un fondo di solidarietà. In tutti i comuni c'è questo fondo di solidarietà, sì, lo spieghiamo per modo che non ha una parte dell'IMU che pagano, no, che pensa che la resta a noi altri, no, ecco. Uno dice, vabbè, insomma, ci sono gli alluvionati, questi soldi vanno, per carità, ci sono i terremotati, ma per carità, no! Questi soldi servono a pagare i stipendi inutili dei dipendenti siciliani.
per esempio, no? Perché è inutile, perché se la Regione Veneto, che ha gli stessi abitanti della Sicilia, costa 200 milioni all'anno, e la Regione Sicilia, con gli stessi abitanti, erogando gli stessi servizi, facciamo finta, costa 1,7 miliardi, qualcosa che non funziona c'è. Cioè, perché deve costare 1,5 miliardi in più all'anno? E io devo chiedere sangue ai miei cittadini per pagare stipendi inutili ai siciliani, dove tra l'altro ancora oggi c'è una figura che è il palafreniere, cioè quello che accudisce i cavalli della Regione Veneto. Peccato che da 10 anni i cavalli non ci siano più, ma c'è ancora il palafreniere che fa di lavoro il palafreniere e prende 1.500 euro al mese, e mi devo da far pagare l'IMU ai miei cittadini, devo fare da esattore per uno Stato lazzarone e vigliacco, perché non ha nemmeno il coraggio di venire qua a prendersi i soldi, no, costringe i sindaci a farlo per pagare i palafrenieri. Allora, c'è qualcosa che davvero non funziona, il paese è fallito, solo che noi facciamo come l'orchestrino del Titanic, no? Continuiamo a suonare facendo finta di nulla. Il paese è, nei dati è fallito. Io non so che cosa succederà nei prossimi anni. Io sono entrato in Lega nel 92 perché secessionista, poi sono diventato un po' più morbido, sono diventato indipendentista. Io credo che quella sia l'unica via, non ne vedo altre, perché faccio un'analisi brevissima. Prendiamo l'anno 0 Tangentopoli, dopo Tangentopoli vengono azzerati i partiti, arriva Berlusconi, quindi prendiamo il 94. Dal 94 a oggi si sono succeduti una serie di governi, bene, 9 anni ha governato il centro-sinistra, 10 anni ha governato il centro-destra, fallimento totale, lo dico anche con una critica, esatto, mia, no, del mio io non le pongo l'obiezione perché no, lo dico, ma figuriamo, sta trasalendo. Fallimento totale. A un certo punto arriva il Presidente della Repubblica e dice via i partiti, chiamiamo dei tecnici, fallimento totale. Via i tecnici, proviamo le larghe intese, fallimento totale. Proviamo le microintese, fallimento totale. Proviamo con uno che arriva non si sa da dove, lo mettiamo là e proviamo a vedere. Renzi fa tutta una serie, fa un cronoprogramma, fallimento totale. Allora, dico, senza essere per questo motivo rivoluzionari, però abbiamo provato tutte le forme di governo possibili, mantenendo inalterata la struttura dello Stato. Forse è arrivato il momento di cambiare la struttura dello Stato, quantomeno proviamo, magari sarà un fallimento da questo, ma proviamo un'altra via. È già certo che è un fallimento, tranquillo Marcato. Sì, no, ma sono d'accordo. No, tu con noi Salvini dovresti giustificarlo dopo questa enorme illustrazione che hai fatto, che può anche consentire agli ascoltatori di avere un'adesione al tuo pensiero. La realtà è che la proposta alla fine con noi Salvini, col Sud, contraddice quello che hai detto. Il palafreniere ce l'avrai ancora, questo è il punto. Allora, va bene, dai. Allora, se vogliamo ridurre la discussione, allora, se vogliamo fare una cortesia ai telespettatori, cerchiamo di fare analisi e proposte. Se invece vogliamo fare i candidati alla presidenza della Regione Veneto e quindi massacrare l'avversario politico, lo facciamo. Sono bravissimo anch'io, posso dire 100.000 cose di dipendenza veneta, ma io non tocco i partiti. Io sono preoccupato e arrabbiato come non mai per una situazione che sta affliggendo parti d'Italia sane, e lo sono ancora per poco, rispetto ad altre parti d'Italia che non esistono più. Ecco, questo dopodiché vogliamo fare la contrapposizione, Lega, Liga, dopo vi faccio fare anche la contrapposizione. Ma non mi interessa, non è questo il tema. Ma io non voglio neanche creare. Devo dare la parola anche a tutti per questo argomento, che poi ci torniamo. Sono stato prolisso. No, assolutamente, anche perché dopo dovete voi riprecisare, perché Roberto Marcato ha fatto 2 osservazioni, sono stato autonomista, indipendentista, io so già che a casa secessionista non ho capito più niente, quindi infatti, giustamente, io lo spiego dopo, così lo spiegate dopo, però adesso diamo la parola. Beh, a me è chiaro, lo so, ma purtroppo chi ci ascolta non ha questa visione chiara. È chiaro che il tema della riorganizzazione delle regioni e quindi le opzioni dell'indipendenza e l'autonomia siano temi importanti, estremamente rilevanti anche in questa fase in cui, come sappiamo, le imprese sono in sofferenza e naturalmente c'è anche un tessuto sociale che chiaramente sente anche questo. Però anche di fronte, infatti anche il titolo della puntata di oggi secondo me è estremamente sensato, perché dice no, al di là della modalità organizzativa che utilizziamo per la nostra regione, è evidente che bisogna anche andare a guardare come si risolvono i problemi, anche a breve termine. E è vero che la pressione fiscale è aumentata, però di fronte anche agli sforzi di Renzi di tagliare tutto il tagliabile, di fronte anche a resistenze fortissime e una maggioranza che sappiamo com'è costituita,
Il tentativo c'è stato, è evidente, però non possiamo pretendere che da 20 anni di fallimenti in un anno Renzi con la bacchetta magica risolva tutto. Resto sullo specifico della residenzialità. Esatto. Allora, qual è chiaramente quando dicevo dobbiamo anche imparare a gestire meglio l'esistente. Il binomio, soprattutto per i giovani, è quello residenzialità-lavoro. Perché se non ci sono condizioni lavorative è evidente che anche la casa resta un miraggio. Esatto. Come poi bisognerebbe aprire un'altra parentesi sulla residenzialità studentesca, che è direttamente connessa alla regione, dove comunque la regione Veneto con Zaia e simili non ha particolarmente spiccato. E questo è evidente, io ero in consiglio di amministrazione dell'ESU e sfortunatamente mancano i fondi anche dire vogliamo una regione più attrattiva, se non gli dai le case ai ragazzi o comunque una possibilità di vivere presso l'università, è chiaro che la difficoltà è evidente. Ma qual è il punto centrale? Binomio lavoro residenza, non mi compro una casa se non ho un lavoro. Come vengono attualmente utilizzati i fondi di cui disponiamo? E per quello dico, quando non sappiamo gestire l'esistente ci inventiamo delle cose proiettandole nel futuro, l'indipendenza, la secessione, che sono temi di cui indubbiamente dobbiamo e si deve parlare. Però bisogna anche pensare come gestiamo ora le risorse. Prendiamo i fondi FESR e i fondi dell'FSE, per il Fondo Sociale Europeo, che dovrebbero essere utilizzati proprio per dare possibilità occupazionali ai giovani. Sono sufficienti per farlo? Vi dico solo un dato. Dal 2007 al 2013 la programmazione ha previsto 4.000 progetti. Soldi e risorse vengono gettate da Zaia e il centrodestra in 1000 rivoli. Ed è evidente che questi progetti funzionano molto a livello elettorale perché servono a ingrassare gli enti di formazione accreditati in molti casi, però non erogano formazione di qualità e non c'è un accorpamento vero. Se si va all'estero i progetti sono grossi e hanno sempre un parametro sull'occupazione. Non sono soltanto... ma è sufficiente. Il tema è la casa, se volete parliamo anche dell'ATER. No, il discorso è questo. Bisogna parlare anche... Vorrei solo ricordare una cosa. La tassazione che noi diamo all'Europa è il 2% del totale delle nostre tasse. La tassazione che diamo agli enti pubblici italiani, compreso lo Stato, è il 98% delle tasse. Io non voglio attaccare e difendere nessuno, ma da cittadino, rappresentante di liste civiche, ricordo che da quando hanno cominciato coi tagli, soprattutto con il governo Monti e andando avanti, hanno aumentato le tasse. C'è qualcosa che non va. Dovete dirmi voi, perché io da statistico non riesco a capire. Se tu vai a tagliare i servizi ai cittadini, vai a tagliare gli enti locali e poi alla fine scopri che il debito pubblico è in costante aumento, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Allora andiamo a cercare, invece di guardare a casa nostra sempre, perché noi siamo bravissimi ad andare l'uno contro l'altro e sento che sta succedendo anche adesso, fra veneti uno contro l'altro armati, sempre rappresentanti di questi partiti che poi alla fine sono eterodiretti comandati da altri. Andiamo a guardare un attimino se invece il problema della spesa pubblica fuori controllo non sia invece a livello centrale, quando abbiamo ministeri che mediamente, da dati appunto certificati, costano il 70% in media più dei ministeri degli altri paesi europei, quando abbiamo un sistema assolutamente centralizzato, e questo governo e gli altri governi hanno fatto di tutto per accentrare tutto, tale per cui costano mediamente il doppio degli altri stati europei, soprattutto di quelli federali. Quindi cerchiamo di andare anche a guardare fuori dalla nostra regione, perché sennò alla fine non riusciamo più a capire come mai qui si continua a sacrificare, ma il debito pubblico continua ad aumentare. Ecco, cosa non è voleva solo dire? la questione di andare contro del solito gioco dei partiti, però bisogna anche partire dall'analisi di come utilizziamo quei soldi. No, ma è la cosa che io volevo portare l'attenzione su questo, solo a al di là dei fondi europei, tutto quel che si vuole, che infatti dicevo, non so se sono sufficienti a compensare. Un governo che a tutti ha promesso, ha detto, lasciamo stare gli 80 euro che alcuni ne hanno beneficiati, altri no. Abbiamo tutta la categoria dei pensionati, delle povere partite IVA, che sono tutti giovani, peraltro le partitine IVA sono una caterva di giovani che non ne sono beneficiari, ma il problema è che aveva detto abbasso le tasse, tutti contenti, che bello, finalmente, e abbiamo visto che persino sulla casa, abbiamo preso un esempio, perché poi in realtà appunto parlavamo delle accise, anche questo non è stato così, e credo che sia un problema trasversale che riguarda però soprattutto voi, perché poi il servizio io l'ho fatto tagliare, perché in realtà interpellava proprio sia dei giovani che anche degli anziani, e quindi un anziano che ha dovuto vendere la propria casa di famiglia, che cerca di vendere, del Veneto, perché poi era ambientato anche qui, e dei giovani che non riescono a venirne a capo, e 35 anni, una veneranda età, neanche sposarsi.
Perché giustamente dici, io non posso pensare di comprarmi una casa, perché oggi la tassa è questa, domani è quest'altra, oggi c'è l'IMU, domani c'è... Non c'è certezza. E allora dico, ma anche voi sarete o no un po' alterati nei confronti di chi rappresentate a livello politico e che dice una cosa, poi nei fatti è un'altra. Beh, è chiaro. O no? Cioè questo che... Noi guardiamo i fatti. Guardando anche i fatti, cioè siamo in una situazione estremamente difficile, anche di questo dobbiamo renderci conto. E come dicevo, non è che semplicemente conta solo il governo centrale, perché noi siamo bravissimi a dare le colpe a terzi. Contano anche le politiche che vengono fatte poi a livello locale. Quindi conta le politiche, va bene, quindi torniamo su questo discorso. Se non parliamo di questa cosa, no, facciamo sempre discorsi. No, lei riporta il problema a questo punto qua. Io devo interrompere un secondo, poi faccio fare di nuovo faccio fare il giro, perché devo continuare anche con Moschini cosa ne pensa, che conosce un'altra realtà che, se non sbaglio, ha una certa autonomia, no, di gestione, eccetera, quindi può essere un esempio esistente tra i tanti. Pubblicità, pochi secondi. Assolutamente, è sovranità. Sovranità, no, ma infatti lo spieghiamo di che cosa si tratta. Pubblicità.